Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Mario Sironi, il grande artista milanese, ha 60 anni. In quella stagione difficile per l'arte italiana, arroventata dal dibattito rissoso che oppone gli astrattisti ai realisti di stretta osservanza sovietica, lui è, per i critici del suo tempo, un fantasma, un uomo sopravvissuto a se stesso, peggio, un paria da tenere nascosto o quantomeno da ignorare. Per lui, che aveva vissuto davvero protagonista gli anni tra le due guerre, diventando l'interprete più alto della moderna mitologia promossa dal fascismo, e che tuttavia, anche al tempo dei trionfi, non aveva mai potuto sconfiggere i fantasmi di un'antica depressione, gli anni che gli restavano da vivere dovevano essere un vero tormento. Abituato ormai a pensare in grande, a progettare e ad eseguire vaste composizioni murali che, come gli antichi cicli di affreschi religiosi, sapessero parlare alle folle, dovete tornare al cavalletto, alla misura ridotta della tela e, ciò che più dovete costargli probabilmente, al dialogo non con le moltitudini, ma con i pochi che ancora apprezzavano il suo lavoro. Eppure, a dispetto di tutto, anche negli anni che lo separavano dalla fine, Sironi seppe creare dipinti di grande potenza che nelle composizioni mutuavano dalle magnifiche opere murali degli anni 30 l'impaginazione paratattica a celle giustapposte e ravvicinate, anche se a ben vedere negli ultimi tempi quelle che un tempo erano potenti forme architettoniche abitate dai costruttori delle fortune di un'Italia più sognata che reale, si erano via via trasformate in scene ipogee, quasi catacombali, dipinte nei colori della cenere. Basterebbe da sola la qualità della gran parte della sua ultima produzione, di quella fase della vita artistica, fra l'altro, in cui anche i più grandi spesso finiscono per perdere le forze creative e replicare stancamente i propri stilemi per testimoniare la grandezza di Sironi. Ma a provarlo inequivocabilmente c'è tutto ciò che aveva fatto negli anni della gioventù e della maturità, quella mole di lavoro dalla pittura a olio all'affresco, dal mosaico alla scultura, all'illustrazione politica e satirica, che gli guadagnò la gloria al tempo del fascismo e poi, per una sorta di contrappasso, l'ostracismo più severo dal dopoguerra fino alla morte e per altri 20 anni ancora dopo la morte. Solo nel 1980, infatti, Jean Clair, uno straniero non a caso, includendolo fra i protagonisti della sua mostra parigina Le Réalisme, gli restituì il posto che gli spettava, aprendo la strada al largo, seppur tardivo, riconoscimento che da allora gli è stato giustamente tributato. Era un excursus sulle vicende capitate a Mario Sironi, ma comuni a molti artisti per le alterne vicende politiche che innalzano agli altari e poi sprofondano nella polvere, considerazioni di Ada Mosaero per Mario Sironi, dal futurismo agli anni di Cortina, edizioni Farset.